Maestro Scimone, al via una nuova edizione di Veneto Festival, quali gli appuntamenti più importanti? Intanto l'appuntamento iniziale del 26 maggio alle ore 21 alla Chiesa degli Eremitani di Padova, in cui eseguiremo un'opera di Albinoni ma eseguita a Padova, e il Requiem di Mozart con la partecipazione del coro Wiener Singakademie e di grandi solisti vocali. Poi vi sono appuntamenti importanti nel Veneto, a Venezia, Treviso, Belluno, Asiago, e poi importanti sedi artistiche del Veneto, perché lo scopo del festival è quello di dimostrare la perfetta unione nell'arte veneta fra la musica e le altre arti, quindi la Villa di Maser, il Castello di San Polo di Piave, il Castello di Padova e il Castello di Padova alla fine di luglio, la chiesa di Santa Caterina a Padova, meravigliosa chiesa barocca dove Tartini è sepolto. Nella riapertura del Castello Carraresi al pubblico, cioè nel lancio dell'estate Carraresi, che comprenderà una serie di eventi culturali di altissimo profilo, vi saranno anche 2 concerti dei solisti veneti, declinati nella classicità ma anche nella ripresa di tematiche moderne, con ad esempio concerti incentrati sulle musiche dei più importanti autori italiani che hanno scritto per il cinema, quindi Piovani, Donaggio e Morricone.